Noi solidarizziamo con il comitato di Cesare Rossi, che sta battendo da anni in Tessera per aiutare e anche far sì che la comunità cittadina di Tessera abbia la possibilità di usufruire della propria città in concomitanza con l'aeroporto, in un clima pacifico, ma allo stesso modo in un ambiente naturale e sano. Il Comitato di cittadini Criave per la rimozione dell'impatto ambientale dell'aeroporto di Venezia incassa il sostegno dei Verdi del Veneto. La loro è una battaglia condivisa perché la lotta contro l'abbattimento del bosco su un'area di quasi 4.000 metri quadrati ha ragioni sia ambientali che di mitigazione dei disagi di tipo acustico creati dall'aeroporto agli abitati prospicienti lo scalo aeroportuale. Una zona importante in quanto gli alberi sono lì dagli anni 60 e hanno fatto un blocco naturale acustico verso la problematica degli atterraggi e dei voli su Tessera. Secondo i dati contenuti nel dossier di ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale sul consumo di suolo nel 2017, il Veneto è la seconda regione d'Italia dopo la Lombardia per la quota di nuova cementificazione e il consumo del suolo nel solo comune di Venezia è stato 3 volte superiore a quello registrato nell'intero territorio provinciale. Dati piuttosto allarmanti per i Verdi del Veneto che puntano il dito contro l'ulteriore disboscamento di un'area sensibile, quale risulta essere quella di Tessera, e che chiedono un intervento del ministro Toninelli per la parte infrastrutturale e del ministro Costa per quella ambientale. Nel frattempo, i cittadini riuniti in comitato si sono autotassati per acquistare 2 nuove centraline per la misurazione dell'inquinamento atmosferico e da polveri sottili che verranno confrontati con i dati rilevati da ARPAV. Se non coincideranno, fa sapere il CRIAVE, chiederemo al sindaco di avviare un'indagine epidemiologica.